La popolazione vecchia non è colpa dei tumori, questa è la risposta dell'ASP al primo cittadino. Appuntamento del Movimento Popolari Autonomisti con Di Mauro. Lunedì il candidato governatore del centrodestra Schifani sarà ad Agrigento. Fu condannato ingiustamente per la strage di Via D'Amelio, maxi risarcimento per gli eredi di un carrozziere palermitano. L'Acragaz supera il primo turno di Coppa Italia battendo ancora il Pro Favara, licata sabato in amichevole con l'Aragona. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Troppi tumori a Naro? Questo l'interrogativo posto dal sindaco Maria Grazia Brandara. L'ASP risponde: ci troviamo di fronte ad una popolazione vecchia con valori sensibilmente più alti rispetto alla media provinciale. Il nostro direttore Arturo Cantella. In merito alla mortalità tumorale a Naro, l'ASP di Agrigento risponde al sindaco dicendo che non si evidenzia un'anomalia. Il primo cittadino replica dicendo: rispetto per le istituzioni, ma rimarrò vigile a tutela dei naresi, abbiamo purtroppo pianto troppi morti. Dopo la richiesta del sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, rivolta all'ASP, prefettura e l'assessorato regionale alla salute di avere piena chiarezza sull'incidenza tumorale nella fulgentissima città di Naro, arriva la risposta della responsabile del registro tumori di Agrigento e Trapani, che si legge e afferma che non si evidenziano eccessi di incidenza e mortalità ambo i sessi per tutti i tipi di tumore. In particolare il trend di mortalità risulta sostanzialmente stabile negli anni. Secondo quanto sostenuto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, che si occupa del registro dei tumori anche per la provincia di Agrigento, i dati proverebbero che ci troviamo di fronte a una popolazione vecchia con valori sensibilmente più alti rispetto alla media provinciale. A Naro, continua il sindaco, ci sono 100 bambini ogni 227 anziani e il 27,2% della popolazione ha un'età superiore agli anni 64. Questo quindi, secondo l'istituzione sanitaria, spiegherebbe la percezione dell'aumento del numero delle morti per tumore. Sono abituato a rispettare le istituzioni, lo facevo da cittadino e lo faccio oggi da sindaco. È il commento dell'onorevole Maria Grazia Brandaro nella sua qualità di primo cittadino di Naro. Prendo quindi atto dei dati forniti e rimango vigile alla tutela della mia collettività. Troppo morti, conclude la Brandara, abbiamo pianto con o senza valutazioni statistiche. Lo Stato pagherà 1,5 milioni di euro agli eredi del defunto carrozziere palermitano Giuseppe Orofino, arrestato nel 1993 a 49 anni di età da incensurato, vittima di false dichiarazioni del pentito Scarantino sulla strage di Borsellino. Vediamo. Una sentenza, quella della Corte d'Appello di Catania, passata in giudicato e dunque definitiva. Lo Stato, precisamente il Ministero dell'Economia, dovrà risarcire Giuseppe Orofino, che nel frattempo è morto, e quindi i suoi eredi, con quasi 1,5 milioni di euro. Si tratta del carrozziere accusato ingiustamente dal falso pentito Vincenzo Scarantino di aver partecipato alla strage di Via D'Amelio e che era stato condannato all'ergastolo nel 1996. A riportare i fatti sono i colleghi di Palermo Today. È il risarcimento più elevato riconosciuto finora dai giudici, anche perché Orofino, a differenza degli altri condannati ingiustamente, era incensurato quando si trovò sotto inchiesta e poi sotto processo per uno dei fatti di sangue più gravi e atroci della storia recente. I suoi eredi, a 30 anni dalla strage, riceveranno per l'esattezza 1.404.925,25 euro. Ci va giù pesante però il legale di Orofino, Giuseppe Scozzola, che, come riporta la DN Cronos, commenta: è assurdo che lo Stato non si rivalga nei confronti dei magistrati che hanno, seppure involontariamente, causato questo enorme danno al mio assistito. Orofino è stato accusato ingiustamente da Scarantino di aver partecipato alla strage di Via D'Amelio quando il collaboratore Salvatore Cancemi aveva detto più volte che non lo conosceva e che Scarantino non era un uomo d'onore, e aggiunge:
Si sapeva benissimo che la riunione a Villa Calascibetta di cui aveva parlato Scarantino è stata smentita dai collaboratori Cancemi, ma anche da Santino Di Matteo e da Gioacchino La Barbera. Scozzola ricorda proprio le dichiarazioni di Cancemi che durante un confronto con il falso pentito gli disse: «Non parli come un mafioso», aggiungendo: «Chi ti ha suggerito di dire queste cose?» Il compito del magistrato, sottolinea ancora il legale, sarebbe stato quello di dire: vediamo quello che sta succedendo, e non nascondersi dietro il fatto che il collaboratore non aveva dichiarato alcune cose in tempo. È un'assurdità. Per l'avvocato poi i magistrati di Palermo non sono meno responsabili di quelli di Caltanissetta. La sentenza con cui Orofino venne condannato all'ergastolo fu emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, presieduta da Renato Di Natale il 26 gennaio del 96. La stessa pena fu inflitta anche a Salvatore Profeta e Pietro Scotto, mentre Scarantino fu condannato a 18 anni. Ottenne una riduzione della pena proprio in virtù della sua collaborazione con la giustizia e venne quindi ritenuto per la prima volta attendibile. Il 13 febbraio del 1999 arrivò la sentenza del Borsellino bis. La Corte d'Assise presieduta da Pietro Falcone condannò all'ergastolo Totorina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Salvatore Biondino e Gaetano Scotto, riducendo a 9 anni la condanna per Orofino, che rispondeva di favoreggiamento. Pietro Scotto venne assolto. Nel frattempo però Scarantino ritrattò tutto. Nel 2002 il collegio di appello presieduto da Francesco Caruso decise, come ripercorre ancora l'ADN Cronos, che a meritare l'ergastolo non dovessero essere solo 7 imputati ma 13. Si aggiunsero così i nomi di Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe Lamattina, Lorenzo Tinirello, Gaetano Murana e Giuseppe Urso. Nelle motivazioni del Borsellino Quater i giudici scrivono tra l'altro che tra le altre anomalie c'era anche la singolare cronologia del sopralluogo eseguito dalla polizia scientifica di Palermo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino alle 11 del lunedì 20 luglio 1992, poiché quest'ultimo aveva denunciato appena un paio d'ore prima il furto delle targhe ed altro da una Fiat 126 di una sua cliente all'interno della sua autofficina. Nel momento però in cui la polizia scientifica eseguiva detti rilievi nell'officina di via Messina Marina, scrivevano i giudici, non erano stati ancora rinvenuti in via D'Amelio né la targa oggetto della denuncia di Orofino né il blocco motore della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti. Inoltre era soltanto nel successivo pomeriggio del 20 luglio del 92 che detto blocco motore veniva attribuito ad una Fiat 126. Già nel pomeriggio del 19 luglio del 92 fonti della Polizia di Stato ipotizzavano l'utilizzo come autobomba proprio di una Fiat di piccole dimensioni e in particolare una 600, una Panda, una 126. Diversamente era la conclusione. Non si spiegherebbe sul piano logico il motivo per cui la squadra mobile di Palermo, diretta da Arnaldo La Barbera, sollecitasse un intervento della polizia scientifica per un immediato sopralluogo nell'officina di un carrozziere. Nel 2017 arrivò la sentenza del processo di revisione. Dopo le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza e le ammissioni del falso collaboratore di giustizia Scarantino, che avevano già portato alla scarcerazione di 7 imputati che stavano scontando l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta aveva assolto quei 7 imputati dall'accusa di strage. Altre 3 persone furono assolte da reati minori, assolto lo stesso Scarantino. Il giudizio di revisione riguardava Gaetano Murana, Giuseppe Orofino, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Salvatore Profeta, Giuseppe Lamattina, Gaetano Scotto, Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura. Quest'ultimo era stato condannato solo per il furto della macchina che venne imbottita di tritolo e non per il reato di strage, mentre Orofino era stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita, favoreggiamento e simulazione di reato. Elezioni regionali. Ieri ad Agrigento appuntamento del Movimento Popolari e Autonomisti a sostegno di Roberto Di Mauro. Arturo Cantella. Un sostegno alla candidatura al vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Di Mauro, del Movimento Popolare Autonomisti, arriva da parte dell'ex assessore al comune di Agrigento, Salvatore Bossardino, in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Ieri un incontro. La sua presenza, la sua esperienza, e vi posso anche anticipare, Presidente, consentimi, che andrei a fare subito dopo il 25 settembre l'assessore regionale.
Ciò vale a dire che noi avremo una rappresentanza al governo, andiamo a governare questa volta davvero, realmente la Sicilia per i prossimi 5 anni. Le sorti della Sicilia non si giocano a Roma, con il voto, la croce a Roma, perché poi a Roma negli ultimi 10 anni la politica italiana ci insegna che dopo 1 anno, 2 anni si accomodano assieme, fanno un governo tecnico, salute e pace. Tra 5 anni ci vediamo e ci paracadutano a Furlan, a Brambilla e quant'altro. Detto questo, oltre a ringraziarvi, bisogna votare Roberto Di Mauro, perché Roberto Di Mauro realmente conosce le problematiche del nostro territorio, le vive quotidianamente, abita ad Agrigento, non è uno che se ne scappa da Agrigento. Lo potete, se queste facce, Presidente, tu ricordate che dopo il 25, chi qua, chi più chi meno, chiaramente i nostri amici, ognuno di noi ha delle problematiche. E noi siamo qui appunto per governare e cercarle di risolvere. Detto questo, io vi prego davvero di votare il simbolo, di barrare la croce popolare, autonomista e scrivere il nome. Barrare la croce sul simbolo è importante quanto scrivere il nome del deputato, perché ci consente di avere un'ampia rappresentanza parlamentare, anche perché non avendo rappresentanza parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, non essendoci più il raccordo delle province, perché non esistono più solo in Sicilia, grazie a Crocetta, lo sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti. L'unico vero raccordo per risolvere i problemi è Palermo. E a Palermo noi abbiamo la fortuna oggi di avere un agrigentino che andrà a governare diventando assessore. Le forze politiche del centrodestra e il candidato presidente della regione Renato Schifani sono prossimi alla convention della coalizione che si svolgerà sabato prossimo 10 settembre al Politeama a Palermo. Nel frattempo l'ex presidente del Senato prosegue gli incontri con le categorie produttive. Dopo Confartigianato si è confrontato con Confagricoltura Sicilia. Il presidente della Confederazione Rosario Marchese Ragona ha presentato e consegnato un documento con tutti i punti programmatici relativi alla filiera agroalimentare, un settore che, come altri ambiti dell'economia, ha pagato lo scotto della crisi negli ultimi anni. E lunedì 12 settembre Schifani sarà ad Agrigento, all'Hotel Dioscuri by Palace alle 18. Il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, lancia un appello ai candidati governatori per chiedere più attenzione per il Policlinico. Vediamo. Sì, il Policlinico è un ospedale di formazione ed è un DEA di secondo livello, quindi oltre all'assistenza noi abbiamo l'obbligo di fare la didattica e la ricerca che sono inscindibili con l'assistenza, quindi non si può progettare solo all'interno del nostro ospedale fare solo assistenza, ma bisogna integrare l'assistenza alla ricerca e alla didattica, perché è fondamentale, perché noi formiamo medici, formiamo specializzandi, formiamo infermieri, formiamo ostetici e tutte le figure professionali. Quindi per questo ci vuole chiaramente un progetto specifico e un'integrazione continua tra l'accademia, la scuola di medicina e l'assessorato alla salute, perché si possa realizzare questo in maniera ottimale. Ripeto, non si può gestire il Policlinico universitario come si gestiscono gli altri ospedali. Abbiamo degli obiettivi diversi, abbiamo delle attività diverse che svolgiamo. L'attività di formazione è fondamentale, noi formiamo i medici che opereranno tra qualche anno, li dobbiamo formare ad un livello di qualità estremamente elevato, non possiamo essere secondi ad altre scuole di medicina presenti negli altri atenei. Sì, possiamo dire così, perché oggi è il momento per porre le basi, per creare un patto nuovo con la politica regionale, qualunque essa sia, e per qualunque candidato vincerà le elezioni, per prendere oggi un impegno preciso per una struttura universitaria che non può essere trattata alla stregua di un qualsiasi ospedale. Non è un problema di aristocrazia o sentirsi differenti dagli altri. Noi abbiamo sempre contribuito
a tutti i processi, a tutte le pandemie, a tutte le patologie che hanno ovviamente coinvolto e investito la nostra comunità, quello che noi chiediamo fortemente è che si ponga un accento finalmente definitivo e chiaro sul ruolo dell'ospedale di formazione. Abbiamo una responsabilità enorme nei confronti dei nostri figli che fanno medicina, perché devono uscire dei bravi dottori, devono uscire dei bravi infermieri, devono uscire dei bravi tecnici. Ecco, il processo di formazione avviene dentro le corsie di ospedale universitario. Oggi c'è una tendenza pericolosa che vede sempre di più prendere specializzandi già al secondo anno, perché la carenza dei medici a questo purtroppo ha portato, ma tutto questo si traduce nel mettere in condizioni critiche dei ragazzi che spesso non completano il loro percorso formativo e che quindi non possono poi dare il massimo della conoscenza, il massimo dell'assistenza a pazienti che possono essere critici in fase acuta e che quindi richiedono il massimo delle competenze. In pronto soccorso non possono andare ragazzi neolaureati. Siete pronti anche ad operare manifestazioni di protesta nei prossimi giorni qualora non ci fossero delle risposte? Per carità, non vuole essere una minaccia, ma magari una promessa, nel senso che se non troveremo nelle prossime settimane, superato evidentemente il guado delle elezioni, una risposta da parte del governo formato, avvieremo dei percorsi di protesta a vari livelli, perché è chiaro che sentiamo forte l'esigenza di rappresentare una comunità che non è fatta soltanto di professori e di medici, ma una comunità fatta di tanto personale amministrativo, infermieristico, sociosanitario, che ogni giorno lavora incessantemente in condizioni anche spesso critiche e difficoltose, e quindi oggi è arrivato il momento di dare voce anche a loro. La Regione assume 17 tecnici di protezione civile e stanzia 10 milioni a fondo perduto per lo smaltimento dell'amianto. La misura è finalizzata ad invogliare i cittadini a eliminare i manufatti in amianto pericolosi per la salute e l'ambiente. Arturo Cantella. È stato pubblicato sul sito web della Regione Siciliana l'avviso che definisce le procedure per l'ottenimento del contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presenti in immobili e abitazioni. La misura è finalizzata a invogliare quei cittadini a eliminare i manufatti in amianto pericolosi per la salute e per l'ambiente. La dotazione finanziaria messa a disposizione dall'assessorato regionale all'energia è di 10 milioni di euro. Il contributo sarà concesso in misura dell'80% per i costi effettivamente sostenuti, per un massimo di 5.000 euro. Per gli interventi nei condomini l'importo massimo è di 2.500 euro per abitazione, per un totale di 30.000 euro per tutto l'edificio. E intanto, sempre per la Regione, per il dissesto idrogeologico assume 17 tecnici alla protezione civile, accelerare l'iter di circa 1.000 interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia. Questo è il compito dei 17 dipendenti a tempo determinato che hanno preso servizio al Dipartimento regionale della protezione civile. Si tratta di ingegneri idraulici e geotermici, geologi, avvocati, vincitori di concorso che si è svolto tra novembre e dicembre dell'anno scorso. L'assunzione è stata resa possibile da una legge statale che ha finanziato fondi proprio con lo scopo di rendere più veloce l'esecuzione dei lavori, come mitigazione delle frane, consolidamento, manutenzione, pulizia degli alvei dei fiumi, finora rallentati dalla carenza di personale nell'amministrazione. I dipendenti saranno impiegati per un anno nell'Ufficio Centrale della Protezione Civile di Palermo e in quelli periferici del resto della Sicilia. Alla provincia di Agrigento si è insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti. Arturo Cantella. Si è insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, meglio conosciuta come provincia, alla presenza del commissario straordinario dottor Raffaele Sanzo, del segretario generale dottor Pietro Amoroisia, del direttore dell'ufficio ragioneria Fabrizio Caruana e della dottoressa Amalia Scibetta, direttore del settore affari generali. Il nuovo collegio dei revisori dei conti è composto da Vincenzo Cammalleri, Francesca Maria Cangemi e Santo Ferrarello. Quest'ultimo ricoprirà l'incarico di presidente del collegio sindacale secondo la normativa vigente, che attribuisce il ruolo al componente con il maggior numero di incarichi di revisione avuti negli altri enti locali. In tutto sono state ben 255 le domande presentate entro i termini stabiliti dal bando. Il nuovo collegio dei revisori dei conti della ex provincia resterà in carica per i prossimi 3 anni. È stato nominato con determina 125 dello scorso 25
5 luglio dal commissario straordinario dottor Raffaele Sanzo in seguito al sorteggio effettuato con la procedura informatica dei 3 professionisti. Il nuovo collegio sindacale della provincia dovrà occuparsi del bilancio di previsione, dei documenti di programmazione allegati, di variazioni e assestamenti di bilancio, dei piani economico-finanziari e investimenti che comportano oneri di gestione indotti dei programmi di opere pubbliche. Infine sarà chiamato a esprimere il parere obbligatorio sui debiti fuori bilancio e transazioni, convenzioni tra comuni, liberi consorzi, costituzione e modificazioni di forme associative e tutti gli atti previsti dalla normativa vigente in vigore. Ferisce la zia a coltellate, arrestato un 52enne con problemi psichici, è già noto alle forze dell'ordine. I dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Furnari, con l'ausilio dei colleghi della stazione radiomobile della compagnia di Barcellona Pozzo di Cotto, hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne con problemi psichici e già noto alle forze dell'ordine, per tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso un negozio sito in Furnari, dove, poco prima, una donna era stata aggredita e ferita con un coltello da caccia dal nipote 52enne. Dopo l'aggressione, l'uomo, in evidente stato confusionale, armato di un coltello della lunghezza circa 40 cm, si allontanava per le vie del paese, facendo perdere le proprie tracce in una zona campestre in località Conturso. Sul luogo, per concorrere nelle ricerche del fuggitivo, oltre ai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Cotto, intervenivano a supporto altri familiari del comando provinciale di Messina, tra cui personale specializzato quale negoziatore e un contingente dello squadrone eliportato. Cacciatori di Sicilia, con il sostegno aereo del nucleo elicotteri carabinieri di Catania. L'uomo è stato individuato qualche ora dopo dai militari, ancora armato di coltello, in una zona di fitta vegetazione nella medesima località. Alla vista dei militari, il 52enne andava in escandescenze, lanciando il coltello contro i carabinieri, che hanno dovuto fare uso del taser. Dopo essere stato immobilizzato, è stato sottoposto a visita sanitaria del 118 e successivamente ristretto su disposizione dell'autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Cotto. La donna invece è stata trasportata presso l'ospedale G. Fogliani di Milazzo, dove i sanitari le hanno medicato alcune lesioni da arma da taglio in più parti del corpo, con amputazione dell'ultima falange di un dito della mano destra. Una donna di 47 anni e residente ad Agrigento è stata arrestata dagli agenti della sezione volanti della Questura per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità. Il fatto è accaduto nel quartiere balneare di San Leone. La donna, visibilmente ubriaca, ha cominciato a importunare diversi passanti della zona, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo dei poliziotti, la 47enne è andata in escandescenza insultandoli, tentando di aggredirli con calci e pugni e addirittura sputandogli addosso. Così è scattato l'arresto con la donna, che è stata posta ai domiciliari. Il giudice del Tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e firma alla polizia giudiziaria. State attente che vi vengo ad ammazzare, vi sparo. È questo il tenore delle chiamate anonime che ormai da qualche tempo ricevono due sorelle di Canicattì, entrambe casalinghe di 32 e 27 anni. Le donne si sono presentate al locale commissariato denunciando gli inquietanti episodi di molestie e minacce che giungono puntualmente al telefono. A chiamare un numero anonimo, la persona dall'altra parte della cornetta però sembrerebbe conoscere bene le abitudini delle due donne e anche dettagli della vita privata come i nomi dei figli. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta e coordina le indagini per dare un volto al responsabile. Ennesimo furto al giardino di Scidà. Un bene confiscato alla mafia gestito da arci e siciliani giovani. Sono stati rubati soldi e svuotato il frigorifero. Vediamo. Piccoli furti al giardino di Scidà. C'è il sospetto che i ladri si introducano in questo bene confiscato di proprietà del Comune di Catania, gestito da voi, si introducono da una zona demaniale di pertinenza della ferrovia circumetnea, che forse anche con poco potrebbe in qualche maniera essere sistemata anche per avere una maggiore utilità da parte vostra.
Sì, piccoli furti. Noi quello che diciamo sempre è: non c'è bisogno che venite qua a rubare, perché tutto quello che trovate qua dentro è già vostro. Volete utilizzare le telecamere, volete utilizzare le macchine fotografiche, volete proporre di spendere i soldi in qualche maniera, non c'era bisogno di venire a rubare quello che era frutto del nostro autofinanziamento. La cosa che però ci fa rabbia non è il furto in sé. Conosciamo la situazione purtroppo che vive il nostro contesto. La cosa che fa rabbia è che chi si introduce anche a causa di un abbandono della zona, di un vialetto demaniale della Circumetnea che noi da anni proponiamo di sistemare, e proponiamo alla Circumetnea di concederlo in modo tale che noi lo possiamo sistemare anche a nostre spese. È una zona nel totale degrado, è una zona pericolosa anche per i treni che transitano nella ferrovia, è una zona che potrebbe concedere a questo posto di essere frequentato anche dalle persone a mobilità ridotta che in questo momento non possono avere accesso per via delle rampe di scale che esistono. E quindi vogliamo cogliere l'occasione per dire a chi ha rubato che non c'è bisogno, venga qui di giorno, non di notte, e troverà le porte aperte e possiamo utilizzare le cose insieme. Chiediamo alla Circumetnea, dopo tanti anni di silenzio e di muri di gomma, di intervenire per mettere in sicurezza quest'area. Anche perché lei mi diceva poc'anzi avete inviato delle PEC, ci sono stati pure degli incontri con i tecnici della ferrovia Circumetnea, ma poi non si è raggiunto l'obiettivo. Noi siamo stati più volte negli uffici della Circumetnea, abbiamo inviato delle formali richieste di concessione di quest'area, tuttavia c'è sempre stato detto che avrebbero risolto, che in qualche modo sarebbero intervenuti, ma a distanza di anni purtroppo non c'è stato nulla di concreto. Speriamo che questa sia la volta buona. Si torna a scuola, numerose le criticità tra vecchi e nuovi problemi. Vediamo. Speriamo che l'inizio d'anno scolastico, ma soprattutto un'eventuale impennata dei contagi non infici poi il corso normale dell'anno scolastico. I presidi, ovviamente le scuole già si sono attrezzate, ma il problema principale che avremo a Messina in questo momento è la carenza di aule, soprattutto di strutture per quelle scuole che saranno interessate dai lavori. Per quanto riguarda il coronavirus, si spera che continui questo trend di discesa dei contagi e delle morti, così potremmo ritornare alla normalità pre-Covid, pre-pandemia. E si ritornerà ad affrontare, lei in qualche modo l'ha citato, i problemi purtroppo cronici del mondo della scuola, la carenza di aule e talvolta anche, se pensiamo al servizio mensa, non sempre garantito in maniera puntuale. Da questo punto di vista come riparte Messina? Noi qualche settimana fa abbiamo lanciato un sassolino nello stagno, abbiamo detto agli enti locali, specialmente al Comune, perché è il proprietario degli immobili degli istituti comprensivi, ma allo stesso tempo al sindaco metropolitano che ha gli istituti superiori. Molti istituti, soprattutto della città di Messina, saranno interessati dai lavori di ristrutturazione con i fondi del PNRR, ma allo stato attuale non ci risulta ad oggi che siano state trovate delle alternative per queste scuole, ma parliamo di scuole veramente grosse, scuole di 1000-1500 alunni. Poi c'è il problema della mensa. Io spero che la mensa inizi il prima possibile per dare la possibilità già ai bambini, agli alunni che frequentano il tempo pieno, di stare a scuola 8 ore giornaliere, così come prevede la normativa. Ma il problema della mensa non è soltanto l'aspetto proprio materiale del cibo che viene consegnato agli alunni, ma molto spesso in alcune scuole non vengono attivate il tempo pieno perché c'è carenza di strutture per ospitare la mensa. Durante l'emergenza Covid, per poter garantire le lezioni in presenza, è stato necessario anche sdoppiare le classi, dunque ricorrere ad altri insegnanti che sono stati chiamati. Quale futuro? Diciamo che l'inizio dell'anno scolastico, così come gli ultimi anni, è iniziato senza tutti i docenti in classe. Il Ministro aveva assicurato il 1° settembre tutti i docenti, ma ancora in tutta Italia dobbiamo ricorrere a circa 200.000 insegnanti. Se voi pensate che tutti gli insegnanti sono quasi 1 milione, vuol dire che il 25%, il 20% è fatto da precari. L'altra nota dolente è stato il mancato rinnovo dei contratti cosiddetti Covid, sia del personale
ATA che dei docenti. Ci siamo resi conto durante la pandemia che la scuola in quel modo non poteva funzionare, che aveva già bisogno di personale. Il Covid ha fatto emergere questa posizione. Adesso invece siamo ritornati in era pre-Covid, ma i problemi sono sempre gli stessi. Purtroppo i dirigenti, basta parlare con i dirigenti scolastici, con chi lavora nel mondo della scuola, il contributo che hanno dato il personale ATA, soprattutto che è stato preso durante il Covid, e i docenti che sono stati immessi sia di ruolo ma anche i precari che sono serviti per far funzionare la scuola. Purtroppo da quest'anno le scuole non avranno più queste figure, già giustamente i presidi lamentano la carenza di questo personale. Ripeto che è importante per far funzionare la scuola. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. L'Acragas, dopo la vittoria in casa all'Esseneto 3-0 domenica scorsa, adesso ha vinto in trasferta a Favara allo stadio Giovanni Bruccoleri contro la Pro Favara 5-2 e ha superato il primo turno accedendo al secondo della Coppa Italia d'Eccellenza. Il servizio di Giuseppe Moscato. Va all'Acragas la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. I biancazzurri, dopo il successo per 3-0 nella gara di andata, si sono imposti per 5-2 in casa della Pro Favara. Nel risultato dell'Acragas ci sono tutti i meriti dei ragazzi di mister Nicola Terranova, ma anche i demeriti di una Pro Favara che non è stata in grado di fornire una prestazione convincente. Errori grossolani che hanno spianato la strada alla cinquina biancazzurra, che ieri per l'occasione ha giocato in casacca granata e che proseguirà il cammino in Coppa Italia di Eccellenza. Non è difficile, avevo chiesto alla squadra di approcciare bene la gara per evitare l'apertura del passaggio del turno con un gol immediato dal Favara, perché poi alla fine il tema era quello. Da parte loro cercare di fare subito gol per riaprire un risultato che all'andata ci ha visti vincere. I ragazzi sono stati bravi ad approcciare, l'atteggiamento è stato quello giusto, poi fatto il primo gol che l'interesse della gara è scemato, però mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, mi è piaciuta la disponibilità che hanno dato ad affrontare una partita come se fosse una partita di campionato. I giovani, mister, che giudizio può darmi sui tanti giovani che hai buttato tra virgolette in campo? Ne abbiamo tanti, sono dei giovani fortunati perché hanno dei grandi che possono sicuramente velocizzare il percorso di crescita. Sono dei giovani che hanno bisogno chiaramente di giocare il loro campionato, il campionato juniors, però quando ci sarà modo e spazio verranno messi dentro. La partenza del campionato è stata ugualmente ottima, quindi questo Acragas che strada si appresta a percorrere? Siamo chiamati a fare un campionato da protagonisti, è chiaro che ci sono 3, 4, forse 5 squadre che possono ambire la vittoria finale del campionato e noi siamo una di quelle. L'Acragas è andata in vantaggio al 34esimo con Vitelli, la Pro Favara reagisce e pareggia al 40esimo con De Luca che trasforma un calcio di rigore concesso per l'atterramento di Lapiana. Ma poco prima del riposo l'Acragas si porta nuovamente in vantaggio con Accetta che ribatte a rete una difettosa respinta del portiere Scannella. Nella ripresa il film non cambia, al 54esimo e al 65esimo arrivano il terzo e il quarto gol degli ospiti con Monsur e Barrera. La Pro Favara stordita riesce ad accorciare le distanze al 71esimo con il nuovo entrato Dembélé. Nel finale di gara, con i padroni di casa in 10 dal sesto della ripresa per l'espulsione di Incatasciato, Vitelli, con una perfetta punizione dalla destra, firma la sua personale doppietta e la definitiva cinquina dell'Acragas. Se la qualificazione per la squadra garagandina era prevedibile, non ci si aspettava di certo la prestazione disarmante fornita dalla squadra favarese, candidata a recitare un ruolo di primo piano nel campionato di eccellenza, e invece reduce dalla terza sconfitta consecutiva con 10 gol subiti. Mister Francesco Tudisco ha preferito non rilasciare dichiarazioni, a fare una seria riflessione il direttore sportivo Tino Longo. La sconfitta è pesante e ci sta tutto perché l'Acragas non ha fatto la sua partita. Aspettavo un atteggiamento diverso dai ragazzi, con la voglia di riscattarsi dopo 2 sconfitte, dopo 5 gol subiti. Però purtroppo non è andata così. Abbiamo fatto una partita che non è stata facile, non è stata facile,
Non lo so se subentra adesso ora la paura di giocare, la paura di perdere, la paura di... Perché è un po' una squadra costruita con dei criteri. Io ci ho messo la faccia, quando ho detto vogliamo vincere è la verità, perché credo di aver costruito una buona squadra. Perlomeno non è che ho preso giocatori sconosciuti o giocatori che l'anno scorso hanno vinto campionati, giocatori che scendono dalla Serie D, giocatori che hanno fame, bravissimi ragazzi. E non so se magari sarei tentato a prendermi tutte le mie responsabilità per quello che è successo oggi. Sarei tentato perché se avessi costruito qualcosa di diverso di quello che erano le intenzioni della società. Ma io sono convinto che ho costruito una buona squadra. Lasciamo stare gli errori, il portiere e tutto il resto, perché quando si perde tutti insieme, dai giocatori alla dirigenza. Quindi mi prendo tutte le responsabilità di queste 3 sconfitte. Però sono convinto che dobbiamo cercare di uscire fuori quello che effettivamente siamo. Sicuramente mettere da parte la Coppa Italia, ripartire, rituffarsi nel campionato dovrebbe essere insomma lo stimolo e la cura giusta. Io credo che i ragazzi non sono venuti qua a farsi una passeggiata a Favara, perché sono tutti ragazzi che vivono di calcio, gente che ha fatto l'eccellenza da tanti anni, ha fatto dal primo all'ultimo. Qualcuno ha fatto categorie superiori, l'anno scorso hanno giocato in squadre che hanno, ripeto, vinto il campionato, l'anno scorso chi ha fatto i playoff. L'ambiente è giusto, la società non gli fa mancare niente, lavorano sodo tutta la settimana, non si risparmiano, fanno una vita sana. Quindi, come succede in tutte le famiglie, bisogna capire un attimo di cosa stiamo facendo. Dire ora ci riprendiamo è facile. Io più che dire ci riprendiamo dico dobbiamo guardarci in faccia e capire di cosa vogliamo fare. Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo uscire quello che siamo, a meno che dire che il calcio è cambiato, e dire che i giocatori dell'anno e degli anni precedenti non si devono prendere, chi vince il campionato dobbiamo continuare con i giovani, ma le ambizioni rimangono tali. E dirla così sembra assurdo, ma io lo penso. Le ambizioni sono sempre le stesse. La Coppa Italia, a prescindere, io volevo più che altro una prova di riscatto, oggi non mi fregava niente, ormai compromesso all'andata, al campionato non abbiamo fatto questa figura, con Misimene abbiamo fatto questa figura, oggi è stato mortificante anche per me. Il Licata Calcio sabato in amichevole con l'Aragona. Vediamo. Mister, facciamo un po' il punto della situazione, c'è da aspettare all'inizio del campionato, la squadra si sta preparando, qual è lo stato di salute? No, bene, ci stiamo allenando bene, i ragazzi sempre danno massima disponibilità al lavoro, si sta creando veramente qualcosa di interessante anche a livello di gruppo, come unione. E lavoriamo per farci trovare pronti per questo inizio di stagione che speriamo venga al più presto, almeno si parla del 18, speriamo che non ci siano ancora i rinvii, ma credo che il 18 cominceremo. Dalla sfida del provinciale di Trapani sono arrivate delle indicazioni interessanti, intanto già si respira una bella atmosfera in serale, oltre 1700 spettatori, è già stato un assaggio insomma di quello che sarà questa stagione, che ne pensi? Sì, la partita di Trapani è stato un test importantissimo per noi per capire a che punto siamo come lavoro e come costruzione di squadra, e che credo che abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra forte, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. È stato un buon test, le indicazioni sono state più che positive e noi giorno dopo giorno dobbiamo sempre lavorare per migliorarci. Quello è stato un punto di partenza, adesso si avvicina al campionato e dobbiamo, come detto prima, farci trovare pronti per la prima. C'è da mettere benzina sulle gambe, ci sarà un altro test questo fine settimana?
sabato ad Aragona? Sì, abbiamo fatto pochi amichevoli in questo periodo anche per le indisponibilità e per i campionati che sono andati avanti in eccellenza, perciò abbiamo trovato pochissime squadre per poter fare partite amichevoli. Sabato andiamo a fare una partita amichevole ad Aragona e così mettiamo minuti nelle gambe, dove la squadra ha bisogno di fare partite a campo aperto, a campo grande, non partite sempre in spazi ridotti, perciò sicuramente sarà anche un buon test dove valuteremo anche tanti aspetti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.